Con la neve e il ghiaccio sono state ore di passione per le strade venete. Dalla serata di giovedì hanno cominciato a scendere i primi fiocchi, ma le precipitazioni sono state tutto sommato lievi. Un minimo strato bianco si è formato in montagna e anche fino in pianura, dove però la neve si è presto trasformata in pioggia e c'è stato uno strato di ghiaccio. Evidente anche al mattino successivo, specie sui corsi d'acqua, come nel caso delle nostre immagini lungo la riviera del Brenta. Una lunga serie di incidenti e tamponamenti, ma pure fuoriuscite autonome dalla carreggiata, hanno impegnato in particolare i vigili del fuoco in operazioni di soccorso e recupero dei mezzi. L'incidente più grave nel Padovano, a Mezzaville di 2 Carrare lungo la statale 16. 3 auto si sono scontrate provocando una vittima e 3 feriti. Al momento del sinistro c'era una fitta nevicata sulla zona. Quando ha smesso di nevicare ci ha pensato il ghiaccio a creare problemi. Un autoarticolato si è messo di traverso sulla carreggiata dopo che l'autista aveva perso il controllo del mezzo. L'intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario unitamente a quello di una ditta esterna per bonificare la sede stradale dal gasolio sversato dal mezzo pesante. Un altro tir che trasportava un container si è ribaltato all'altezza dell'area di servizio di San Pelagio sulla A13. Ha divelto un tratto di Jersey sulla Mezzeria, provocando disagi su entrambe le carreggiate. Di primo mattino invece il soccorso operato dai pompieri a Cartura, dove si era rovesciata un'automobile finita in un canale di scolo capovolta. All'interno vi era una donna rimasta leggermente ferita e trasportata per precauzione al pronto soccorso.